Allora, Riccardo Toniazzo, sei stato uno dei protagonisti della partita, hai giocato soprattutto nel primo tempo. Che partita comunque hai visto nei 50? Allora, buonasera a tutti. Ho visto nel 50 una partita molto equilibrata, si è visto anche dal risultato. Diciamo che ho visto un primo tempo dove hanno giocato più loro, un secondo tempo dove siamo partiti, a parte il gol iniziale, molto, diciamo, fortuito, molto di fortuna degli avversari, si può dire, però dopo siamo partiti molto aggressivi, cacciando la palla, siamo andati molto vicini agli avversari, li abbiamo messo sotto pressione, abbiamo recuperato il risultato e poi la partita è andata come è andata. Sì, abbiamo visto proprio come hai detto te un primo tempo in cui Trissino vi ha un po' sorpreso, no? Sono giovani, corrono, abbiamo visto che Montecchio non è riuscito a trovare un po' i suoi bookmark, no? I suoi segnalibri in mezzo alla pista. Invece nella ripresa cosa è successo? Inestar vi ha dato, oltre al mate per gli argentini, ha dato anche qualche altro suggerimento? Beh, diciamo sì che nella ripresa ci siamo concentrati a cambiare un po' stile di gioco perché abbiamo visto che nel primo tempo siamo passati da una zona a una marcatura a uomo, quindi pensavamo, eravamo più aggressivi sulla palla, li mettevamo più sotto pressione appunto sfruttando la nostra esperienza, cioè la nostra esperienza, l'esperienza dei giocatori più anziani nostri, mentre loro sono una squadra di giovani e sì, li abbiamo pressati e messi sotto pressione. Ecco, un finale alla Agatha Christie con il giallo di quel gol, non gol, non so, tu eri lì in panchina, cosa puoi dirci? Eh, Beh, allora si vede chiaramente anche dal video che era gol, però l'arbitro non ha visto e nel senso lasciamo la decisione all'arbitro, ovviamente è nelle mani sue. Bisogna anche vedere anche qui, diciamo, il legame tra arbitro esterno e interno, perché quello esterno diceva una cosa, quello interno diceva un'altra, però vabbè, si vede, cioè nel senso si vede Sì. dal video Poi era anche chiaramente. impallato, è un po' anche difficile, bisogna Sì, spezzare anche certo, una certo. lancia a favore degli arbitri perché alla Sì, fine... certo, è una partita molto tesa, comunque fisica, molto fisica e difficile anche da gestire, certo. Bene, io ti ringrazio e alla prossima. Grazie mille.